con Sammy Varin. Lo so, io lo so, si inizia sempre così, devo fare una cosa, no? Devo fare una cosa e poi succede il finimondo, ma fate bene, voi che siete giovani, signori, ogni tanto, giovani, l'ho detto tra virgolette, ogni tanto alzare il famoso culo dal divano e dire faccio una cosa, faccio un weekend. Vado a una festa, a una sagra, a qualcosa di territoriale, chiaramente per aiutare i produttori locali, signori. Dobbiamo tornare ad amare e a difendere le nostre terre, nord, centro, sud. Ed è un posto bellissimo la nostra Italia, dove valorizzare i territori. Proprio per questo la mia trasmissione ha un successo pazzesco. Posso tirarmela un attimino? E mi ferma gente al supermercato dicendo: oh, ma sai, io ho sempre... Non mi sono perso una puntata di È tutto un magna magna, in onda il mercoledì al mezzogiorno e la domenica alle 12:30. Io vi ringrazio, ma non faccio niente se non leggervi gli appuntamenti da non scordare, le feste, le sagre, dove si mangia bene, dove si sta in compagnia, ma non troverete una coda della miseria. Non ci sarà tutto il mondo, perché sono feste territoriali, sagre di paese, buone, genuine, dove trovate gli abitanti di quella zona, dove si può parlare di quella zona, non sentirete parlare strane lingue, no, si parla la lingua, il dialetto di quel territorio, e dove è stupendo conoscere gente. Chiaro che la gente più bella la conoscete qua, alla festa della Lega di Grumello del Monte, signori, vai che tira l'acqua al suo mulino. Perché? Perché parte adesso, parte oggi, se mi seguite in diretta, oggi 29 aprile, inizia la festa della Lega a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, ed è attiva fino al 3 maggio, presso l'area Palafeste, via Kennedy 71, quindi bel tempo, brutto tempo, frega niente, cucina tipica e pizzeria, ma soprattutto, visto che si avvicina il pompami il ponte, domenica 3 maggio, il pranzo con lo spiedo bresciano. E qui chiaramente la bava dalla bocca e schifosamente esce, certo che schifo, ma lo spiedo bresciano lo sentite da lontano quando arrivate in autostrada. Grumello del Monte in provincia di Bergamo, il profumo è impossibile non sentirlo. Chiaramente anche per voi comunisti lo spiedo bresciano c'è, perché è disponibile anche l'asporto. E quindi cosa c'è di meglio? Questa domenica 3 maggio pranzo con spiedo bresciano alla festa della Lega di Grumello del Monte Bergamo. Prendete nota a questo numero, perché bisogna prenotare lo spiedo bresciano: 339 65 12 344, ripeto 339 65 12 344. Dite: uè, ho sentito Sammy Varin su Radio Libertà, voglio prenotare lo spiedo bresciano. Chiaramente, se siete comunisti, potete tranquillamente portarvelo a casa e mangiare in compagnia del marocchino. Nessun problema, lo spiedo è buono per tutti. Una volta tanto non mangiate couscous, e ci vuole. Appuntamenti da non scordare, non soltanto la Lega, ma in questo caso il mercato europeo a Novara, da domani 30 aprile fino al 3 maggio, in viale Filippo Turati, ex viale delle Carrozze, mercatino, area street food, enogastronomia, prodotti tipici con ingresso libero, giovedì dalle 18:30 alle 24, venerdì, sabato e domenica dalle 10:30 alla mezzanotte. L'evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un mercato ricco di prodotti tipici del territorio ed enogastronomia. Oltre 50 stand internazionali, spazio anche per lo street food di qualità con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze italiane, europee e del mondo, tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali. Patrocinio del comune di Novara, appuntamento proprio a Novara in viale Filippo Turati dal 30 aprile al 3 maggio. E visto
che c'è di mezzo il ponte, ragazzi, almeno un giorno, dalla mattina alla sera, non dico di star fuori a dormire, ma usciamo di casa, è almeno un giorno. Attenzione, ora sto cercando di capire dove si trova il comune di Soragna. Soragna si trova in provincia di Parma, fa piacere. Perché? Perché sempre in questi giorni c'è a Soragna, in provincia di Parma, la 47esima mostra dell'artigianato, produzione, commercio, 3 giorni ricchi di creatività, eccellenze del territorio, imprese, tradizione e tante tantissime novità. 1, 2 e 3 maggio con ingresso libero, 47esima mostra dell'artigianato, produzione e commercio a Soragna, in provincia di Parma. Qui siamo nell'Interland di Milano, è pochissima distanza da Milano città, ma anche a 2 passi da Varese, da Como, il Palio di Legnano. Manieri aperti, venerdì 1 maggio, sì, organizzato in concomitanza con il Palio di Legnano, questa bellissima iniziativa dei Manieri aperti. Pensate, per una giornata le 8 contrade apriranno le loro porte ai numerosi visitatori con mostre, visite guidate, focus espositivi, laboratori per bambini e molto altro, punti ristoro con possibilità di pranzare in ogni maniero. Accampamento medievale e bar al Castello di Legnano, personaggi in costume intratterranno e insegneranno a grandi e piccini arti e mestieri dell'epoca, tende e banchi per conoscere armi, strumenti, attrezzi di lavoro, giochi e un allestimento di contorno in completo stile medievale. E ci sono 4 trenini gratuiti per raggiungere gli 8 manieri. Bellissimo, quindi si lascia la macchina, partenze dal piazzale del castello dalle 10 per tutto il giorno, meglio di così, venerdì 1 maggio, se siete in zona Legnano, siete per forza in zona, perché a 2 passi da Milano, da Monza, da Como, da Pavia, da Novara. Bene. Andiamo a Cureggio. Cureggio, siamo tra le colline novaresi. Domenica 10 maggio a Cureggio fa tappa il mercato della terra delle colline novaresi, promosso da Slow Food. Nell'antica Pieve, in centro paese, in piazza Giovanni XXIII, dalle 10 alle 19, in occasione della manifestazione naturale, vi aspettano oltre 20 piccoli produttori locali e artigiani del cibo per una spesa con prodotti a chilometro giusto e con le eccellenze del territorio. Correlata al mercato l'area ristoro con specialità gourmet locali e birre artigianali. Way, way, way. Un fine settimana dedicato alla tutela della biodiversità e del territorio. Sabato 9 maggio al pomeriggio la novità del Cammino delle Colline Novaresi, a seguire la cena in Pieve. E poi domenica 10 maggio insieme al mercato laboratorio di panificazione, conferenze, mostre d'arte, animazioni per i più piccoli, Trucca Bimbi. Ragazzi, Mercato della Terra, Cureggio, Novara, domenica 10 maggio. Qui siamo nella Betlemme della Lega. Anche a Cassano Magnago, in provincia di Varese, ci sono appuntamenti, ogni tanto si inventa qualcosa, per fortuna. Domenica 10 maggio, Viale delle Rimembranze, il viale attiguo al cimitero, lungo lungo, con tanta ombra, la festa di primavera e anche la festa della mamma. Si comincia alle 9:30 con l'apertura dei mercatini, alle 10 l'area play, divertimento per tutti con calcio, balilla e ping pong, alle 10:30 cibo e bevande per stare insieme con lo stand food, alle 14 torneo di esibizione di calcio balilla professionistico, esposizione auto e moto d'epoca, addirittura mezzi della seconda guerra mondiale con campo tenda dimostrativo, mezzi dei vigili del fuoco storici attuali con attività dimostrative. Bella giornata domenica 10 maggio a Cassano Magnago, in provincia di Varese, in Viale delle Rimembranze.
9-10 maggio, Arquata Scrivia, Grondona, Vignole Borbera, Borghetto di Borbera, Stazzano. Ok, ci siamo intesi? Piemonte. Vi aspettiamo sabato 9, 10 e 10 maggio ad Arquata Scrivia, Grondona, Stazzano, Borghetto di Borbera, Vignole Borbera, per vivere insieme un'esperienza unica alla scoperta dei tesori della Val Borbera e Spinti. Un'edizione speciale che unisce natura, gusto e cultura tra eccellenze locali e paesaggi incontaminati. Cercate tutto su internet. 9-10 maggio, Oltre Giogo Days, così si chiama, trovate tutto su oltregiogo.org. Ma tutto quello che vi dico è poi rintracciabile tranquillamente in rete. Il problema è che di questi eventi non ne parla nessuno, perché sono piccoli eventi, quasi sempre molto locali, ma è proprio per questo che io ve li dico, perché noi siamo assolutamente glocal e ci ribelliamo alle cose grosse e puntualizzate a pagamento dalle radio fighe, partendo dagli artisti, dai cantanti, dai registi, fino ad arrivare appunto agli appuntamenti, quelli belli e genuini, come si faceva un tempo. Andiamo ad Armea. Armea, spero di aver azzeccato l'accento, Armea o Armea, Desenzano del Garda, provincia di Brescia. Tutto è pronto per la 13ª edizione di Medita Giasca Expo Valle Argentina Armea. Qui siamo a Taggia però in questo caso in provincia di Imperia. 1 e 2 maggio, edizione 2026, si amplia con più prodotti e artigiani, lo street food della Proloco delle Valli, 2 grandi ospiti speciali, Casa Pappagallo e la nostra politica in cucina di Renata Briano, ma poi c'è lo show cooking, spettacolo, momenti culturali, intrattenimento per bambini e famiglie, trekking urbano, visite guidate e molto altro. Allora, ok, in questo caso Liguria, Taggia, Medita Giasca Terranea, Expo Valle Argentina, Taggia venerdì 1, sabato 2 maggio dalle 10 alle 19. Se siete a caccia di prodotti tipici della valle, incontri a tema, laboratori, street food. E in questi casi, signori, il weekendino ci può anche stare, direi. È il caso, magari, perché no, 1 maggio, su coraggio. Quest'anno il 1 maggio cambia ritmo. Nel modenese scarica la stanchezza del lavoro, fa il pieno di energia, divertimento, movimento, momenti di relax e bella gente, tutto in uno. Dove? Nel meraviglioso Parco Ducale, lo storico polmone verde di Modena, alle 10:30. Che cos'è? Bisogna camminare, camminata metabolica alle 10:30 presso il Parco Giardino Ducale di Modena. Mamma mia, che paura. 1 maggio, camminata metabolica, ok? E non so se ci sono quel giorno, perché la sagra del tortello, Scandicci, Firenze, signori. Torna Toscana in piazza con la festa del tortello e della carne alla brace. 4 giorni di sapori autentici, artigianato e divertimento. I tortelli mugellani, la carne alla brace, hamburger, ma anche le aziende agricole, l'artigianato, l'intrattenimento per bambini. 7, 8, 9, 10 maggio, tutti i giorni, pranzo e cena. Siamo a Scandicci, in provincia di Firenze, festa del tortello e della carne alla brace. Vi sto facendo provare emozioni mai provate, lo so. E allora, signori, andiamo ad Orvieto. Il caso anche qua ci scappa un bel weekendino, non è facile magari far collimare tutto quanto, ma un weekendino in Umbria ci sta. Orvieto in fiore, segnate in calendario, 23-24 maggio, Piazza della Repubblica Orvieto. Nel contesto di Orvieto in fiore, una mostra mercato dedicata a piante rare, insolite da collezione, prende vita tra le vie della città celebrando la biodiversità e l'arte di coltivare. Un'esperienza che va oltre il semplice acquisto, è un viaggio tra eccellenze botaniche, passione e bellezza, incorniciato da uno dei borghi più affascinanti d'Italia. Ingresso libero. Orvieto in fiore, 23 e 24 maggio.
Siamo più in zona, il Palio di Vigevano sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi della primavera vigevanese. 9 e 10 maggio nel cortile del Castello Sforzesco di Vigevano, Pavia, si disputa il 25esimo Palio dei Fanciulli, 2 giorni dedicati ai più giovani, ai giochi storici, allo spirito delle contrade. Bambini e ragazze delle contrade si sfideranno nei giochi della tradizione tra corsa, abilità, collaborazione, rievocando in modo festoso la storia della città nel periodo degli Sforza. Un evento che da 25 edizioni coinvolge famiglie, volontari e contrade, mantenendo viva una tradizione che appartiene a tutta Vigevano. www.paliodivigevano.it, 9 e 10 maggio. Festival del riuso, piazza Papa Paolo VI. Sto cercando di capire. Ah, ma siamo a Viareggio, Toscana, Marco Polo, piazza Papa Paolo VI, area mercato, Festival del riuso. Questa domenica 3 maggio e tutte le prime domeniche di ogni mese dalle 9 alle 19, riuso. Che è un termine che ti uso. Le robe vintage, robe usate che veramente mai come adesso si ritorna a comprarle. Vintage, collezionismo, artigianato di recupero, anche un altro termine. Ingresso libero, ok? In questo caso domenica 3 maggio, ma anche tutte le prime domeniche di ogni mese dalle 9 alle 19. È una bellissima idea, soprattutto per rifarci il guardaroba senza spendere un occhio. Viareggio. Dove andiamo? Dove andiamo? Oh, attenzione, siamo alle Infiorate di Cannara e in questo caso è utile guardare perché l'ignoranza è tanta. Cannara, comune italiano in provincia di Perugia, artistica in onore del Corpus Domini, 6 e 7 giugno, fede, tradizione, spettacoli, arte alle Infiorate di Cannara. E anche qui ci scappa il weekendino. 9-10 maggio, Bosco Mesola, Ferrara, si colora per la festa più attesa della primavera. 2 giorni tra natura, shopping e divertimento per grandi e piccini, signori. Il Bosco in fiore. Anche in questo caso ci sta il weekend, sabato 9 cammino trekking naturalistico dalla riserva al castello, domenica 10 il mercato, fiori, piante e hobbistica, lo sbaracco dei negozi locali, ma anche lo speciale con mezzi agricoli d'epoca, modellismo, osservazione solare con telescopi, il trenino del bosco, siamo a Bosco Mesola, in provincia di Ferrara. Trovate tutto quanto su internet. Infine Arona, 2 passi da Novara, ma anche da Milano, da Como, da Varese. Domenica 3 maggio torna ad Arona il mercatino dell'antiquariato sul lungolago, posto bellissimo dove portarci la fidanzata, ok? Un'occasione perfetta per chiudere il weekend sul lago nel modo migliore, una passeggiata, aria di primavera, il piacere di curiosare tra pezzi unici, vintage, collezionismo e piccole rarità. Dalle 8 alle 19, lungolago di Arona, domenica 3 maggio, il mercatino dell'antiquariato. Grazie a Francesco in regia, grazie a tutti voi per il gentile ascolto, signori. Sammy Varin se ne va, augurandovi un buon weekend genuino e territoriale, ma è una minaccia. Ci risentiamo domattina alle 7:30. Avete ascoltato È tutto magna magna.